arrivato il momento della firma delle bandiere. Seguitemi allo stand di Riva. Nel meraviglioso stand di Riva, in compagnia della nostra Lia Riva. Allora, parliamo di staffetta della rinascita. La staffetta della rinascita, questa iniziativa tra Monaco e Genova, staffetta via mare e via terra. La signora Riva ci ha onorato della sua firma sulla bandiera. Allora, intanto parliamo di questo progetto che appoggia Riva per quanto riguarda la mappatura dei fondali marini. Esatto. Dunque la mappatura dei fondali marini è un progetto appoggiato anche dallo Yacht Club, e quindi io sono stata interpellata dallo Yacht Club e sono stata anche a un paio di conferenze molto interessanti, per questo progetto effettivamente ci vede, diciamo, partecipi, perché noi possiamo mettere questo piccolo strumento su tutte le nostre imbarcazioni, perché non comporta niente di speciale, nel senso che non lede la privacy di nessuno, è solo per la mappatura del fondale, che è una cosa molto importante, perché abbiamo scoperto che ci sono tante parti del fondale marino che non sono mappate ancora, quindi facciamo nel nostro piccolo, possiamo contribuire. Addirittura si parla di un 98% del fondale marino ancora da scoprire. Quindi, un po' meno però. Allora, sostenibilità ambientale, Riva, grazie signora. Prego. Siamo nel prestigioso stand di Riva in compagnia di un ospite speciale, ambasciatore di Italia a Monaco, Giulio Alaimo. Allora, ambasciatore, parliamo di La staffetta della rinascita, un evento anche spot in cui abbiamo firmato queste bandiere per chiudere veleggiando tra Monaco e Genova questa iniziativa anche al femminile e verso la sostenibilità ambientale e anche l'inclusione. Una sua opinione su queste iniziative e su quella che è la sostenibilità ambientale, che da sempre è sostenuta dal Principato. Sì, mi sembra un'iniziativa straordinaria, ma mi lasci dire che è perfettamente coerente con la storia che unisce Monaco, il Principato di Monaco, Genova e la Liguria in generale, due territori che affacciano sullo stesso mare, che sono uniti da un'unica tradizione culturale. La stessa famiglia Grimaldi, come ben sappiamo, è originaria di Genova, quindi Genova, la Liguria, il Piemonte e il Principato di Monaco sono effettivamente legati da una storia intensa e fitta di iniziative. Questa è una delle tante iniziative che sono state organizzate e che toccano tematiche, come lei osservava, che sono al centro dell'attenzione del Principato, che è quella della cura del pianeta, della cura delle acque, della cura del Mediterraneo, con tutto un insieme di progetti che sono posti in essere dal governo del Principato e dal Principe Alberto in particolare, di sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale ma anche quella internazionale
sull'importanza della salvaguardia del pianeta. La vostra iniziativa è un'iniziativa che va in questa linea perché si guarda al mare, si guarda alla qualità delle acque, si guarda ai fondi marini, ma si coinvolge anche un pubblico sempre più ampio come protagonista, le donne lei diceva, ma anche le categorie fragili, tutti parte di un unico progetto da cui dipende il nostro futuro, vale a dire gli oceani e il pianeta. Bene, ringraziamo per questo intervento e ci ritroveremo con altre iniziative, quindi tra Monaco e Genova. Organizzazione internazionale idrografica. Siamo con un ospite importante, il direttore, l'ammiraglio Luigi Sinapi. Parliamo subito del progetto che ha coinvolto tutta l'operazione che abbiamo fatto tra Genova e Monaco. Grazie dottoressa per la domanda. È un progetto che si inquadra in quello che è il ruolo dell'Organizzazione Internazionale Idrografica, cioè quello di cartografare tutti i mari, tutte le acque navigabili al mondo, attraverso iniziative che possono coinvolgere praticamente tutti coloro che vanno per mare. Nello specifico questa iniziativa ha il nome di Crowdsource Bathymetry, cioè la raccolta di informazioni attraverso qualunque tipo di imbarcazione, qualunque tipo di natante, utilizzando quelli che sono gli strumenti a bordo, ovvero sia un sistema di posizionamento ed un ecoscandaglio, o un sonar come lo si vuol chiamare in gergo tecnico, e meno per addetti ai lavori. Questo contribuisce attraverso l'invio di dati acquisiti grazie ad un piccolo device, a una piccola scatola nera che avete potuto vedere prima dal nome Data Logger, e contribuiscono questi dati a popolare il database mondiale per la mappatura degli oceani e la cartografia batimetrica dei nostri oceani. Quindi parliamo di sostenibilità ambientale, parliamo di scienza. Grazie all'IHO abbiamo anche avuto quindi supporto per il nostro progetto Veleggiando tra Monaco e Genova. Sì, assolutamente sì, grazie per averci coinvolto, noi siamo molto orgogliosi di questo, e quanto più è possibile allargare il network di chi vuole contribuire a questa nobile causa che rappresenta di fatto l'ultima sfida nel nostro pianeta, cioè conoscere quello che ancora non conosciamo, circa il 75% dei nostri oceani, dei fondi marini dei nostri oceani, è benvenuto. Grazie. Grazie all'ammiraglio, e allora al prossimo Veleggiando. Protagonisti anche della nostra iniziativa Veleggiando tra Monaco e Genova abbiamo con noi Roberto Nada, Riviera Sailing Academy e comandante di Fiera Mosca. Altro ospite Mr. Kenneth Imshot del CID. Allora Roberto, questa avventura, questa iniziativa anche al femminile, possiamo dirlo, perché l'equipaggio composto anche da donne, e parliamo di Genova Monte Carlo Genova, impegnativo e da ripetere. Sì, sicuramente è stato l'inizio, è stato il battesimo di un progetto importante, di una collaborazione importante, di un progetto scientifico che ha come obiettivo il monitoraggio e la misura del fondale battimetrico del Mar Ligure, in particolare lungo la zona costiera, in cui con la mia imbarcazione Fiera Mosca abbiamo iniziato questa missione di misura che credo sia molto importante. Allora ti farei rivolgere qualche domanda al nostro ospite Kenneth Imshot. Thank you.
Hi Ken. But the first question is, why is the data logger such a significant innovation? Oh, right. Thank you. Sorry for not speaking Italian, so it's only English. This is the result of, I think, 7 or 8 years of work within the work group at the IHO. It's the first time, I think, that such an easy-to-install device has been produced, and Roberto will be able to testify that it was very easy to install. So hopefully now more boats, way more boats, will be able to contribute to the initiative. Yeah. Thank you. Well, and why we are here? What is this location? So it's an absolute honor that one of, I think, and it's not, I'm not saying it because we're here, but Riva is one of the most beautiful brands in the world if it comes to boats. They make the most beautiful boats in the world, and it's incredible support from Riva that from now on anybody who's going to buy a Riva will automatically be contributing to the SIBA 2030 project, because they will be installing this logger at build. So automatically you buy one, you will be logging bathymetry. That is tremendous support. So thank you to Riva. Well, I'm going to buy a Riva then. Thank you. Grazie insomma a voi per essere intervenuti in questa occasione della staffetta della rinascita, che chiude veleggiando tra Monaco e Genova, e oserei dire proprio il progetto Veleggiando. Non poteva mancare oggi la nostra madrina, la madrina di Veleggiando, Anna Maria Campello, ambasciatrice di Genova nel mondo, vicepresidente dei Liguri nel mondo, e in questa occasione presentativa della consulta femminile di Genova e delle varie associazioni che insomma aderiscono alla consulta femminile. Anna, benvenuta e grazie per essere con noi alla firma delle bandiere della staffetta della rinascita che chiude il nostro Veleggiando. Parliamo di Veleggiando. Sì, veramente una grande emozione. Grazie per questo invito così bello, così prestigioso, in una giornata, in un contesto meraviglioso. E in effetti sì, Veleggiando è stata una mostra per i 160 anni della scuola, un istituto particolare Contubernio d'Albertis, contemporaneamente per i 50 anni di The Ocean Race, che per la prima volta toccava l'Italia e aveva scelto Genova per la tappa finale. Abbiamo festeggiato 2 compleanni, 160 anni e 50 anni. Quindi ho ideato questa mostra, i bambini hanno tratto spunto con le maestre logicamente da 2 miei libri, Genova come quando e Genova e i musicisti nelle sue strade, un itinerario storico-poetico di tutti i quartieri genovesi. Allora, grazie Anna. Imparando, Veleggiando è stato successivo quindi a Veleggiando su Genova. Imparando, Veleggiando, sei stata la nostra madrina. Abbiamo parlato ancora di nuove generazioni e sostenibilità ambientale. E adesso parliamo anche del nostro ultimo Veleggiando, che è Veleggiando tra Monaco e Genova. Ti abbiamo avuto quindi alla firma di queste bandiere. Sì, veramente emozionante, bellissimo, un'idea splendida, un'iniziativa meravigliosa, e quindi grazie per essere stata invitata e ne sono molto felice. Non posso dire altro che questo. Grazie. La nostra staffettista d'eccezione, Anna Maria Campello. Speriamo che me la cavo, grazie. Con noi altri 2 ospiti qui nello stand di Riva. Abbiamo il presidente della Proloco Intermedia di Ventimiglia, Giancarlo Risi, e la signora Mara Cilli, addetto stampa di varie associazioni anche al femminile. Partiamo dal nostro presidente. Allora, la staffetta della rinascita, presidente, come intervenite, come avete organizzato, diciamo, questa parte di staffetta dell'evento internazionale Staffetta della Rinascita? Siamo molto contenti di essere venuti oggi qui a Monaco e volevamo anche dire come l'abbiamo organizzata noi a Ventimiglia.
il giorno 30 a Ventimiglia. E noi abbiamo organizzato l'arrivo delle delegazioni da Genova e da Nizza, abbiamo organizzato presso il comune di Ventimiglia, dove abbiamo fatto intervenire anche le varie autorità locali anche dei dintorni, quindi ci auguriamo che l'accoglienza sia ottima. Contributo importante dalla vostra Pro Loco per questo evento internazionale, perché ricordiamo che le bandiere arrivano da diverse parti del mondo. La nostra ospite al femminile, Mara Cilli. Vogliamo parlare delle associazioni al femminile che intervengono insomma anche attivamente in questa staffetta della rinascita? Diciamo che sono i valori proprio della staffetta che permettono di coinvolgere anche le altre associazioni, perché sono valori universali nei quali noi crediamo tantissimo. Il coinvolgimento delle altre associazioni è formale, perché è chiaro non era possibile farlo, però a Ventimiglia c'è un fondo veramente importante di fermento così culturale, di volontariato eccetera, e diciamo che lavoriamo con grande soddisfazione da diversi anni. Ci occupiamo del disagio delle famiglie, di chi ha bisogno, quindi interveniamo soprattutto in quei momenti particolari dell'anno, il Natale, la Pasqua e con aiuti anche economici. Ecco. Naturalmente per avere un contributo economico dobbiamo anche investire in altre attività, quindi insieme al volontariato poi ci sono le attività ludiche, le attività turistiche che sono importanti e che danno veramente dei contributi considerevoli per poter andare avanti. Ricordiamo inoltre che il 1° ottobre, quindi proprio data importante dell'arrivo delle bandiere, è anche la data per inizio delle attività intorno alla promozione sulla ricerca per il cancro al seno. Esatto, questo è un obiettivo importante, ecco, anche se io non faccio parte di persone, di associazioni che si occupano di questo, però sono molto sensibile, quindi mi informo eccetera, e facciamo quantomeno diventiamo veicolo di informazione per sensibilizzare il maggior numero di donne alla prevenzione, perché questo è fondamentale. Allora, vi ringrazio insomma per questa intervista e per essere ovviamente intervenuti alla firma delle bandiere. Grazie a voi. Siamo giunti al termine di questa giornata qui al Monaco Yacht Show. È stato eseguito il passaggio delle bandiere per la staffetta della rinascita nel prestigioso stand di Riva Boat Service.